ci sono domande da parte dei giornalisti? Eccoli qua. Allora, alzate la mano prima. Faccio il direttore comunque. Mi arrogo il diritto di direttore. I temi sono quelli locali, come difesa del territorio e rappresentanza del territorio. Anch'io non sono vicentino, come diceva l'altra candidata, ma 30 anni a Vicenza lasciano un po' il segno comunque, no? Ecco, la domanda era rivolta al territorio, ma era rivolta anche al ruolo che Forza Italia, si propone di rappresentare. Da sinistra si teme, da centrosinistra, adesso poi uso termini un po' troppo vecchi probabilmente, no? Ma da centrosinistra si sta sbandierando il timore che vadano al governo delle forze sostanzialmente di destra, identificando in queste forze la Lega e Fratelli d'Italia. Nel mondo dei moderati, quello che più vi appartiene, no? Abbiamo perlomeno una piccola radice comune, che è quella del liberalismo, questo non ho timore a dichiararlo. Nel mondo che ci accomuna, la moderazione, comunque non vuol dire frenare, vuol dire guardare le cose con equilibrio. Forza Italia si propone come in qualche modo garante io li chiamo eccessi, perché reputo che siano degli eccessi personalmente, e di certe posizioni di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e della Lega. Ecco, vista dal centro-sinistra e vista dal centro-destra, anche se siete un partito che sulla carta avrà una minore rappresentanza delle altre due forze di centrodestra, come riuscirete a svolgere questo ruolo di equilibrio che chiedono anche gli italiani in generale? Perché questa paura di estremizzare, radicalizzare la campagna e il governo penso che tocchi tantissimi. Grazie. Sì, ma avevo una battuta rapidissima sulla questione delle banche venete. Sappiamo che se ne è occupato molto e ha fatto moltissimo. Fulvio Cavallari, no? Sì, Fulvio Cavallari, e praticamente abbiamo visto anche che è riuscito a ottenere quella tanto sospirata rinvio al 31/12 della commissione tecnica del FIR. Devo però fare una domanda, cioè vorrei cercare di capire, perché molti sono gli esclusi, e non solo anche per ragioni formali purtroppo, dal FIR. Quindi la prima domanda che faccio è sostanzialmente che tipo di rimedi si pensa di apprestare per la prossima legislatura, e soprattutto se è possibile pensare anche a dei rimedi che abbiano un carattere strutturale, che evitino disparità di trattamento come quelle che abbiamo sentito prima, perché un conto è recuperare una banca a cui tanti vogliono bene da certa parte politica, fondamentalmente lasciatemelo dire, e poi però bisogna anche cercare di recuperare quelle banche popolari del territorio, quelle che però hanno fatto veramente la ricchezza di Vicenza e provincia. Ecco, quindi io stavo pensando, lo so, però voglio dire, pensare a un rimedio di carattere strutturale e definitivo che parifichi ed eguagli le situazioni, io penso che sia una prospettiva auspicabile, insomma, per tutti i risparmiatori e per il mondo associativo che le circonda. Diamo solo il microfono. Posso fare? Posso? Grazie. È una domanda per l'onorevole Zanettin, un suo commento sulla candidatura da parte dei Fratelli d'Italia dell'ex procuratore Nordio, e anche per Marco Zocca una domanda. Già due candidati assessori hanno dichiarato che saranno comunque disponibili al doppio ruolo. Mi pare che tu non hai ancora detto che lo sarai, o l'hai detto, allora mi è scappato, ti chiedo scusa. E allora la domanda cambia: come farai a fare l'onorevole, l'assessore, l'uomo di partito? Grazie. Gianni Poggi, Sì, Gianni Poggi, scusate. Allora, rispondiamo, poi risponderò anche a quest'ultima domanda, intanto per conto, dopo Marco risponderà prima. Allora, chi più di me può interpretare quel ruolo di equilibrio e garanzia all'interno della compagine del centrodestra, per la storia che ho, per le esperienze che ho. Chi mi conosce sa che faccio politica da ragazzino, posizioni sempre, oggi si direbbero euroatlantiche in politica estera, liberale da sempre, liberale nella tutela dei diritti dei cittadini, nelle battaglie per la giustizia buona e giusta, per i diritti dei truffati delle banche, per i diritti dei cittadini
con i problemi ambientali della Valle del Chiampo, sui FAS, tutte battaglie che nel lungo percorso politico ho condotto e credo anche con buoni risultati. Quindi la garanzia sta nel voto a Forza Italia, nel voto del sostegno forte. Sapete che Forza Italia è fatta da Pierantonio Zanettin, ma di tanti Pierantonio Zanettin che con le diverse declinazioni interpretano quel moderatismo, quel punto di equilibrio che bene ha anche descritto Elisa Venturini. Quindi la risposta è in radice nella persona che si candida e nelle persone che si candidano con me. Seconda domanda, il FIR e cosa fare? Allora, come credo in particolare la stampa che più ha seguito, specializzata, che più ha seguito le battaglie sul FIR, personalmente ho presentato diversi emendamenti nella scorsa legislatura che non siamo riusciti a far passare proprio per superare tutta una serie di problemi che non sono solo quelli di natura formale, ma anche per allargare un pochettino le maglie del risarcimento, anche perché c'è una disponibilità assai capiente del fondo, perché ricordiamo, il fondo era di 1,5 miliardi, ne sono stati stanziati 800 e rotti milioni, abbiamo altri 700 milioni, 650, 600, alla fine infatti sono soldini importanti, ecco, cioè, quindi se invece di avere una percentuale del 30% di risarcimento la portiamo al 50%, mamma mia, credo che i nostri risparmiatori veneti sarebbero ben contenti, e anche la possibilità di dare a quelli che sono stati fino ad oggi esclusi. L'altra questione importante è la possibilità di valutare dal punto di vista ordinario ciò che è stato respinto come sospettato, delle questioni tecniche, ma qui ci addentriamo troppo. Però voi sapete, chi ha seguito in modo più specifico questo settore, che tante sono gli emendamenti che io ho presentato su questo tema, non sono stati accolti, però se sarò rieletto sicuramente li ripresenterò e credo che abbiamo buone possibilità di ottenere dei risultati. E da ultimo la questione di Nordio. Allora, vi dico un piccolo passaggio. Nordio era sostanzialmente in pensione e diceva che non voleva occuparsi di politica. Io gli telefono e gli dico: vieni a farmi da consulente della commissione d'inchiesta Davide Rossi. Lui mi dice: siccome sei tu che me lo chiedi, vengo. Dopo un mese che io l'ho chiamato, che quindi tutta la stampa, viene candidato alla carica di Presidente della Repubblica, e io gli dico: ti ho portato fortuna? E lui dice: sì, tu mi hai portato fortuna. Adesso è candidato a fare il Ministro della Giustizia, non solo è un caro amico, è un altro liberale, perché anche lui in gioventù era gioventù liberale prima di fare il magistrato, è una persona che stimo tantissimo, di cui condivido le idee, sarei ben contento, se eletto, di collaborare con lui nel settore della giustizia, nel ruolo che il mio partito mi dovesse indicare. A Gianni Poggi l'ultima risposta in parte: quando io nel 2001 sono stato candidato per la prima volta, ero assessore di Enrico Ulvec. Fu una candidatura un po' sorpresa come quella di Marco questa volta, e Ulvec pretese che io rimanessi assessore, e i primi 8 mesi della mia prima legislatura io facevo con una fatica immensa urbanistica, affari legali, edilizia privata e varie frattaglie, e contemporaneamente il presidente del comitato pareri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Una gran fatica, dopo 8 mesi ho mollato, però 8 mesi ce l'ha fatta. Ora Marco. Grazie. Sì, è stata un'intervista recentissima, in quale ho dato la mia totale disponibilità a Francesco, anche perché se io sono arrivato qua è perché comunque Francesco come sindaco ha creduto sulla mia figura, mi ha dato un ruolo importante all'interno di questa amministrazione. Io sono partito in consiglio comunale, eravamo un gruppo coeso, come disse Roberto Cattaneo, quindi eravamo io e Roberto in consiglio comunale. Dopo per strada ho avuto la fortuna di entrare in giunta, quindi come ho detto prima io devo questo passaggio, come sempre lo devo al territorio e alle persone con cui sto lavorando, che sono i consiglieri comunali, gli assessori e il sindaco. Quindi il mio impegno, nonostante l'estrema fatica, come Pierantonio è testimone, perché mi ricordo bene allora
io ero in consiglio comunale da consigliere, tu eri assessore, e anche se sarà difficile io non tradisco il mio territorio, non tradisco la mia amministrazione, quindi se Francesco avrà bisogno della mia presenza, del mio sostegno, del mio lavoro, sa che può contare su di me al 100%. Se lui riterrà invece che è opportuno che qualcun altro gestisca al meglio i miei referati, sa che li ha in mano e quindi può decidere nella ampia serenità, nella soluzione che lui riterrà più opportuno. Io sono tranquillo perché, ripeto, avrò sempre Roberto Cattaneo che mi aspetta. Perché se non ci sono altre domande, direi che possiamo dichiarare conclusa questa conferenza stampa. Adesso c'è un aperitivo. Un'ultima foto per il Corriere. Per Sì, una foto. Allora Elisa, vieni qui. Se facciamo in piedi, magari fosse meglio se facciamo in piedi. No, Elisa, vieni qui a iniziare.